Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati col nostro appuntamento settimanale sui migliori risultati sportivi. Partiamo subito con il campionato di Serie A. È stata una giornata molto importante in quanto si sono sfidate la prima e la seconda nella classifica, Napoli e Inter, e la quarta e la quinta, cioè la Juventus contro l'Atalanta. Ma andiamo con ordine. La giornata è iniziata con la Lazio che ha battuto nettamente il Bologna per 3-0. Ciro Immobile ha segnato un gol su rigore ed è così a -1 dal record di gol di Silvio Piola per la maglia biancoceleste. Una Lazio che così ha risposto subito, prontamente, alle polemiche post sconfitta per 4-0 in Coppa Italia contro il Milan. Alle 18 è arrivato subito il big match più atteso, Napoli-Inter. È stata una parità molto combattuta in cui il Napoli ha fatto molto bene nel primo tempo, trovando il vantaggio su rigore, segnato da Lorenzo Insigne, un rigore che è stato guadagnato da Osimhen per fallo di De Vrij, un brutto periodo per il difensore olandese. Napoli che ha continuato a spingere cercando il raddoppio, ma non è riuscito a concretizzare le occasioni avute. E così, come nella maggior parte dei casi nelle partite di calcio, alla prima occasione è stata l'Inter a pareggiare. Infatti, a inizio secondo tempo, Edin Dzeko, su un cross dalla destra di Lautaro Martinez, ha trovato il colpo di testa che era mal indirizzato, ma colpendo un difensore napoletano è diventato uno splendido passaggio ancora per Edin Dzeko che a 2 metri dalla porta ha segnato con il destro sotto la traversa. La partita quindi è diventata un pochino più nervosa, più difficile da gestire per il Napoli e ci sono state un po' di occasioni da ambo le parti, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol vittoria. Quindi tra Napoli e Inter la partita è finita sul risultato di 1-1. La domenica è arrivata l'altra partita molto attesa, soprattutto per i tifosi rossoneri, in quanto il Milan andava a sfidare alle 12:30 la Sampdoria del suo ex allenatore Giampaolo. Una partita attesa dalla squadra milanista perché poteva regalare il momentaneo primo posto in classifica. Il Milan è andato in vantaggio all'8° minuto su uno splendido assist del portiere francese Maignan, il quale, con un lancio di ben 65 metri, ha trovato l'attaccante portoghese Rafael Leao isolato in 1 contro il suo difensore. Con il primo controllo l'ha saltato secco e presentandosi davanti al portiere l'ha spiazzato con il destro. Quindi la pratica sembrava già risolta per un Milan così convincente. Invece Milan non è più riuscito a rendersi pericoloso per tutto il primo tempo, lasciando abbastanza insoddisfatti i suoi tifosi. Nel secondo tempo la musica è cambiata, in quanto la Sampdoria ha provato con delle sostituzioni a diventare più aggressiva e cercare di fare qualcosa, purtroppo per lei senza riuscirci, mentre il Milan ha sbagliato una marea di gol e di occasioni, soprattutto con il subentrato Ante Rebic. Il giocatore croato si è trovato almeno 3 volte a tu per tu col portiere blu cerchiato, senza riuscire però a segnare neanche un gol. La partita alla fine è terminata sul risultato di 1-0, che va bene ai tifosi milanisti, in quanto 3 punti per la vittoria li proiettano al primo posto in classifica. La giornata è proseguita con Sassuolo-Roma, una partita come sempre quando gioca la Roma molto nervosa e ricca di colpi di emozione, che è terminata sul risultato di 2-2 con un'espulsione per i neroverdi. La Roma che era andata sotto, poi è riuscita a pareggiare, poi è riuscita ad arrivare appunto sul risultato di 2-2 con un uomo in più, ha rischiato di subire il 3-2 e infine negli ultimi minuti ha rischiato più volte di essere lei a segnare il gol vittoria. Alla fine dei conti però la partita si è risolta su un pareggio che non accontenta nessuna delle due. Sempre domenica alle 15 c'è stata anche un'altra partita molto importante per lo scontro salvezza, in quanto si affrontavano l'ultima e la penultima in classifica, cioè Salernitana e Genoa. Le due squadre hanno terminato la partita sul risultato di 1-1, tutti i gol sono arrivati nel primo tempo ed è un risultato che non aiuta nessuna delle due,
perché dato la vittoria del Venezia contro il Torino e il pareggio del Cagliari contro l'Empoli, il Genoa si ritrova ora a ben 7 punti dalla zona salvezza, mentre la Salernitana è a 11. Quindi le due squadre si trovano in netta difficoltà, tant'è che la Salernitana ha esonerato il suo allenatore Colantuono, prendendo al suo posto l'allenatore Nicola, specialista in salvezze rocambolesche e molto complicate. Vedremo se avrà ragione anche questa volta. Terminiamo la giornata di Serie A con il big match, quarta contro quinta in classifica, cioè la Juventus è andata ospite dell'Atalanta a Bergamo. Partita che è terminata anch'essa in pareggio 1-1, con l'Atalanta che, nonostante gli infortuni e le defezioni, è riuscita a fare molto bene la partita, anche se anche i piemontesi si sono difesi e hanno attaccato molto bene, ma sono stati i bergamaschi ad andare in vantaggio con uno splendido gol di Malinowski su punizione. Il giocatore ucraino ha battuto una punizione a 2, cioè un suo compagno ha toccato il pallone spostandoglielo verso sinistra e lui, sempre col mancino, ha calciato da circa 25-30 metri con un effetto pazzesco che è terminato sotto l'incrocio dei pali. Il pareggio della Juventus è arrivato al 92esimo con un corner calciato da Dybala, ribadito in rete dal difensore brasiliano Danilo. Una Juventus che quindi con un pareggio rimane davanti all'Atalanta in classifica, anche se i bergamaschi hanno una partita in meno. Passiamo ora alle Olimpiadi invernali. Vi avevo lasciato con la coppia di curling misto Costantini-Mosaner, che stavano vincendo tutte le partite del loro girone di qualificazione, e vi voglio annunciare che hanno vinto la medaglia d'oro. Infatti, dopo aver vinto tutte le partite del girone, hanno battuto dapprima la Svezia in semifinale e infine la Norvegia in finale per l'oro. Si sono così accaparrati la seconda medaglia d'oro per l'Italia. Italia che in questa settimana ha rimpinguato il suo bottino con numerose medaglie d'argento, ora sono ben 6. Alle 2 precedentemente conquistate si vanno ad aggiungere quella di Pellegrino nello sci di fondo maschile, quella della Brignone nel gigante femminile, quella della coppia Visintin e Moioli, la nostra portabandiera, nello snowboard misto. In pratica con la tavola ai piedi vanno ad affrontare una serie di dune e delle curve molto paraboliche e conta la velocità e il tempo, il minor tempo che ci si impiega per completare il percorso. Infine è arrivato anche uno splendido argento da Sofia Goggia in discesa libera. La bergamasca, dopo 23 giorni dall'infortunio al menisco di Cortina, si è ripresentata in pista nella sua prova, che è la discesa libera, ed è arrivata seconda per soli 16 centesimi sulla svizzera Gut. Al terzo posto della stessa discesa libera è arrivato un fantastico bronzo di Nadia Delgado. La giovane sciatrice ha così completato una doppietta italiana come non accadeva da più di 30 anni. Le altre medaglie di bronzo arrivate in questa settimana sono sempre per Visintin, che quindi si porta a casa un argento e un bronzo, per Dorothea Weirer nel biathlon, una prova in cui lo sci di fondo viene accorpato al tiro al poligono con la carabina. Ci sono diverse postazioni di tiro in cui bisogna sparare in piedi, seduti o sdraiati. La nostra italiana è riuscita ad arrivare al bronzo e al terzo posto con delle splendide prove in poligono. Nella stessa specialità, nel maschile, invece ci siamo fermati al quarto posto nonostante un 20 su 20 al poligono, da ricordare comunque. Per le Olimpiadi invernali è tutto. Vi voglio lasciare ricordandovi che nel tennis Lorenzo Musetti è arrivato fino ai quarti di finale nel torneo 500 ATP di Rotterdam, battendo il numero 11 al mondo
cioè il polacco Urkrax, e guadagnando numerose posizioni in classifica. Attendiamo i nostri tennisti di punta, Berrettini e Sinner, nelle prossime settimane. Berrettini nel torneo ATP 500 di Rio, mentre Sinner andrà ad Abu Dhabi. Quindi vi lascio con questi piccoli consigli per il futuro e ci vediamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia.